Buongiorno, siamo qua con Fabio Dalla Costa, responsabile Dalla Costa Alimentare SRL, realtà molto importante sul territorio nazionale e internazionale. Ciao Fabio. Ciao Alessandro. Ci vuoi parlare della tua azienda? Volentieri. Cosa posso dire della mia azienda, della mia piccola chicca? È nato quasi da una scommessa. Scommessa perché? Perché eravamo soci in un'azienda a tutt'oggi presente nel territorio nazionale e internazionale e da lì siamo partiti in maniera autonoma ricamando su una nicchia di mercato che erano i prodotti multi colori, multi pack, e da lì un lungo percorso, una sfida contro tutti e contro tutto. Voi oggi siete presenti sia nelle piccole realtà, sia in grande distribuzione, negli autogrill e in quanti paesi? In 52 paesi al mondo. Che non è una cosa da poco. Quali sono i vostri prodotti di punta? Allora, sicuramente i prodotti di punta, partendo da un presupposto di lavorazione, di packaging, di essiccazione e di ricette esclusive, sicuramente i prodotti di punta sono il must dei tricolori. Per quanto riguarda biologico, Camut? Biologico Camut in tempi non sospetti, e quindi 5-6 anni fa un po' è iniziata questa moda dei prodotti di grani antichi, dei grani di una volta, e che abbiamo percorso anche noi, cercandola anche lì di diversificare. Quindi l'introduzione del Camut, l'introduzione del senatore Cappelli e di tutta questa gamma biologica, oltre che biologica, di 100% grano italiano. Quanto incide sul vostro fatturato la produzione di paste a partire da riso, farro e comunque cereali che non siano la semola di grano? Diciamo che all'interno del fatturato complessivo il biologico o comunque i grani antichi, compreso il farro, possono pesare circa un 15%. Il resto è fatto di semola di grano duro tradizionale, che è la pasta che conoscono tutti, oltre che a un discorso di tricolori a cui ho fatto cenno prima, a cui mi sento di aggiungere tutta una gamma di prodotti dedicati ai bambini, che come tu sai abbiamo la licenza esclusiva con il mondo Disney dal 2004. Quindi un'azienda molto impegnata sia nel classico, all'avanguardia con i nuovi prodotti, e in Italia così come all'estero. Per quanto riguarda il premio letterario, cosa vi ha spinto a supportare il progetto Premio Pronove? A parte la capacità della persona che comanda tutto il progetto, che è estremamente accattivante e che vedo ogni fine settimana, sicuramente è una cosa intanto legata al territorio dove noi siamo a tutt'oggi presenti e dove teniamo a essere presenti, ma soprattutto una cosa un po' diversa dalle solite sponsorizzazioni. Tra l'altro, sponsorizzazioni, voi siete stati sponsor anche del Giorgione Calcio. Sì, con gioie e dolori quest'anno, gioie passate, perché comunque anche lo sport è legato così alla pasta, legato al mondo dell'alimentazione, quindi ecco il filo rosso anche con il Giorgione. Bene, noi possiamo solo ringraziarvi della vostra presenza come sponsor all'interno della manifestazione. Avremo modo di vedere adesso alcune lavorazioni del pastificio Dalla Costa. Io ti ringrazio Fabio e ci vediamo la sera dell'11 marzo. A presto. Queste sono le trafile in bronzo. Dalla Costa utilizza esclusivamente bronzo.